Presidente. Io ho imparato da lei che leggere la relazione non serve e quindi adesso vado a braccio, Presidente, grazie. Comunque, signor Presidente, assessori consiglieri, ci troviamo di fronte a questo testo di legge che, come già hanno detto i relatori di maggioranza, serve a dare un governo al nostro servizio idrico e alla nostra gestione dei rifiuti. Io già in Commissione ho avuto modo di criticare questo testo per alcuni aspetti e mi sembra giusto riportarli anche qui in Aula affinché possano sentire tutti i consiglieri, ovviamente non solo i commissari della quarta Commissione. Avevamo detto già in corso di esame che c'è stato poco tempo per i commissari di vedere, analizzare e valutare questo testo. Poco tempo perché una legge del genere in un mese e mezzo ovviamente secondo noi non è un tempo sufficiente per arrivare a una buona legge. Questo poi, come al solito, l'hanno anche, se ne sono lamentati anche le persone che sono state ascoltate in audizione, e oserei dire le poche che hanno potuto venire. E dico poche perché c'è stato anche un passaggio in cui consiglieri e commissari della quarta Commissione appunto hanno richiesto al Presidente della stessa un'integrazione di quelle audizioni. Ebbene, nonostante in un primo momento ci fosse una certa apertura in tal senso, questo di fatto non è avvenuto, è stata negata l'audizione dei soggetti che avevamo richiesto e si trattava per lo più di comitati che seguono la problematica dell'acqua da molti anni, ma si trattava anche di alcuni sindaci che vengono spesso definiti ribelli, che all'inizio i sindaci ribelli dovevano essere solo 3, poi abbiamo visto anche da lettere che tutti quanti i consiglieri hanno ricevuto, siamo arrivati quasi a una 50ina di sindaci ribelli. Questo è anche importante dirlo perché in audizione noi abbiamo ascoltato molti soggetti, tranne forse gli unici che dovevamo sentire, gli unici che devono governare queste due materie, ovvero i sindaci. Noi in audizione non abbiamo sentito l'ANCI, non si è presentata l'ANCI, non ha presentato una relazione, c'è stato detto che ovviamente l'ANCI è favorevole a questa proposta di legge, perché non è un disegno di legge, è una proposta che viene dal Consiglio. Io voglio ovviamente credere a questo, non ho motivi per dubitarne, però non è possibile che noi facciamo una legge dove obblighiamo tutti i sindaci a seguire una determinata direzione, a fare delle cose e non li ascoltiamo. A me va benissimo che l'ANCI sia favorevole, però se poi mi ritrovo 50 sindaci che mi dicono guardate che a noi questa cosa non va bene, probabilmente non tutta l'ANCI è favorevole, allora avremmo dovuto sentire il perché di una cosa o dell'altra e questo non è avvenuto. Così come non sono stati invitati, non sono stati ascoltati i sindacati. Tant'è che poi ci siamo accorti che questa legge avrà anche delle ripercussioni a livello occupazionale. Non l'ho detto io, l'hanno detto i gestori stessi ovviamente e di questo in qualche modo si è cercato di intervenire in corsa e quindi come tutte le cose intervenendo in corsa secondo noi non è il modo migliore poi di intervenire. Al che prevediamo già che di questa legge ne torneremo a discutere in questa aula molto spesso, così come in passato ci siamo ritrovati a discutere molte volte su leggi fatte nello stesso modo, con lo stesso criterio e con la stessa arroganza da parte di questa maggioranza. Detto questo, noi abbiamo criticato anche la legge chiedendo un rinvio non solo per le motivazioni legate al poco tempo con cui è stata scritta e discussa, ma anche legate a quanto succede a livello nazionale, perché abbiamo sentito tutti quanti quello che sta accadendo in Parlamento, qualcuno ne ha già fatto riferimento, ma proprio perché in Parlamento stanno succedendo determinate cose, noi riteniamo che questa Regione sta perdendo l'ennesima occasione per poter legiferare una legge davvero speciale. Io ricordo quelli che sono
le nostre prerogative anche e le nostre competenze legislative primarie in tema di esercizio di funzioni dei comuni in forma associata. Ricordo ad esempio l'articolo 4 dello Statuto, dove c'è competenza legislativa sugli acquedotti, ma c'è poi la competenza, quella residuale ma non meno importante, della potestà legislativa concorrente in materia di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi, ma anche dell'utilizzazione delle acque pubbliche. Tutte queste cose qui non vengono neanche nominate in questa legge. Non si fa neanche riferimento al fatto che siamo una regione a statuto speciale, che abbiamo appunto uno statuto che ci permetterebbe di avere delle competenze. Noi poi questo ovviamente lo sottolineeremo anche nel corso della discussione e della presentazione degli emendamenti. È stato detto che questa legge è urgente per intervenire sulle problematiche legate agli investimenti, ai ritardi, alle dispersioni idriche, eccetera, eccetera. Siamo partiti da un 40-42% di dispersione idrica nella nostra rete infrastrutturale, adesso siamo arrivati al quasi 50%. Allora io mi chiedo perché è presente nel Senato della Repubblica un dossier presentato da Legambiente proprio sulle leggi che si stanno discutendo in Parlamento. C'è un dossier dove dice che la nostra regione, per quanto riguarda la dispersione della rete idrica, ha diminuito la percentuale di dispersione dal 2007 al 2014 dal 37% al 31%, che non mi sembra il 42% che qualcuno continua a dire, e non mi sembra neanche il quasi 50%. Allora c'è un problema: o Legambiente tira fuori dati a caso, o qualcun altro tira fuori i dati a caso, perché i dati devono essere univoci, oppure non abbiamo un metodo per stabilire questo e allora a seconda di quello che vogliamo tiriamo fuori questi dati. Tant'è che rispetto ai dati di Legambiente noi non siamo la penultima regione, come si è voluto far capire qui a livello di perdite infrastrutturali, ma saremo l'8ª migliore regione d'Italia. Meglio di noi chiaramente ci sono Trentino e Val d'Aosta, che hanno anche una legge speciale, davvero quella che vorremmo anche noi qui. Di questo ho fatto anche una menzione in commissione, perché della perdita delle reti idriche della nostra regione non si parla, se non in un caso specifico riguardante la montagna, dove chiaramente il gestore Carniacque è il nemico pubblico numero 1, ma in tutto il piano regionale di tutela acque non si parla di questa perdita. Allora noi abbiamo un piano che dovrebbe tutelare anche la quantità dell'acqua della nostra regione, che non si occupa minimamente di queste perdite che vengono tirate fuori stranamente a febbraio del 2016, perché c'è necessità e fretta e furia di fare una legge. Ovviamente sulle molte tematiche di questa norma avremo modo di andare avanti. Abbiamo ricordato che di fatto continuiamo un processo che allontana sempre di più i cittadini dalle decisioni che si devono prendere sulle loro cose, perché stiamo parlando di beni comuni, beni pubblici. Il fatto di avere una legge che va a individuare un ambito territoriale ottimale che sia uguale a tutta la regione o corrispondente a tutta la regione, Presidente, io tante volte ho sentito in questa Aula, a proposito di discussioni fatte su altre tematiche, mi riferisco nello specifico alle UTI e alla sanità, ho sentito dire che non è possibile governare la sanità o gli enti locali allo stesso modo da Lignano come a Tarvisio. Ora, se questo vale per una cosa come gli enti locali, non arriviamo a capire perché lo stesso principio non debba valere per l'acqua, dove sappiamo benissimo che a seconda delle varie zone, tra montagna, pianura, risorgive e quant'altro, anche per l'acqua, ma così come potrebbe valere ovviamente anche per i rifiuti, ci dovrebbe valere lo stesso principio. Non si può governare allo stesso modo 3 zone o anche 4, a seconda dei casi, così diverse tra di loro. Non si può. Eppure
Noi lo facciamo ed è il motivo per cui, magari ovviamente lo spiegheremo nel corso della discussione anche generale, quali sono i motivi per cui lo facciamo, perché è giusto poi che anche i cittadini lo capiscano e se ne rendano conto. E io dico un'altra cosa, su questa norma noi siamo stati gli unici a votare contro in Commissione. Io ho fatto 3 comunicati stampa per spiegare la nostra posizione, ho partecipato anche a una conferenza stampa per spiegare la nostra posizione. Sul giornale quotidiano locale della provincia di Udine, diciamo il più importante, non c'è un riferimento alla posizione del Movimento 5 Stelle su questa legge. Ora fate voi le dovute considerazioni. E io nel club ci sono da 3 anni.